Interessante convegno, coltivare il grano per le nuove filiere agroalimentari presso Palazzo Sinimbani a Cavarzere, organizzato da Confagricoltura Venezia, Confagricoltura Rovigo e produttori sementi polesani. In questo video l'intervento di Roberto Bassi del settore ricerca e sviluppo della multinazionale Syngenta. Gran parte dell'esito della nostra resa, che abbiamo detto essere importante, è data dalla foglia bandiera. Quindi qua ritorno in un contesto strettamente tecnico per la detta dei lavori. Se noi riusciamo a proteggere la foglia bandiera, a tenerla sana, facciamo il 45% del lavoro, quindi quasi la metà del lavoro per arrivare alla resa potenziale della nostra varietà in quell'ambiente. Quindi capite che è molto importante massimizzare tutte le operazioni di protezione e poi bisogna anche essere fortunati che non ci siano le condizioni climatiche per poter avere le malattie proprio in quelle fasi che vanno a inficiare quella che è la sanità della foglia bandiera. Le soluzioni chiaramente ce ne sono tante, ma il più delle volte sfugge che questo è un aspetto molto importante per la resa della nostra varietà. Perfetto. 10 minuti ancora? Ok, va bene, adesso siamo già. Ecco, passo a un altro aspetto. Voglio dare un po' qualche elemento di spunto, di ragionamento per quel che riguarda le filiere alimentari. Noi come Syngenta ci troviamo ad affrontare tutti gli aspetti legati all'innovazione, cioè ci chiedono di innovare, ci chiedono le varietà che producono, ci chiedono le varietà che hanno delle specifiche per le industrie agroalimentari, e da un lato il mercato chiede degli aspetti emozionali che sono un po' difficili da inserire in un contesto dove anche realistico, dove a livello di azienda agricola si cerca di ottimizzare il reddito. Ecco, voglio solo lanciare alcuni punti che poi ne abbiamo già parlato anche in questa sede, questi grani antichi, che è una nicchia importante, va benissimo, però ecco, tutta la politica, le sovvenzioni a livello italiano sono date per il recupero dei grani antichi, quando avete visto che in realtà noi avremmo bisogno invece di avere delle varietà, e perché il grano antico è molto bello, è molto di moda, però poi non produce la metà di una varietà più innovativa, per cui poi andiamo controcorrente rispetto invece a quell'esigenza di avere una produttività molto più elevata, proprio di cui l'Italia ha bisogno, e anche sostanzialmente l'Europa. Oppure i nuovi strali legati alle farine bianche, nessuno la farina bianca non fa male, tutte queste cose qui che poi vanno in qualche modo a creare disordine e confusione a livello del consumatore per quel che riguarda tutte le cose cerealicole. Poi chiaramente quando si crea la paura, la tensione eccetera, ci sono sempre i furbi, gli speculatori che riescono a fare ovviamente denaro, e sono pochi purtroppo, a scapito invece di chi lavora onestamente, chi fa un prodotto sano e chi cerca il reddito nel rigore della scientifico di quello che effettivamente sono le cose. Cioè la farina bianca non fa male, è che contiene meno crusca, quindi il messaggio dovrebbe essere la farina bianca è uguale a quella integrale, se volete mangiare quella integrale va bene, mangiate più fibra che fa bene, ma potete mangiare più verdura in assoluto che fa bene anche uguale. Quindi il messaggio è: dovete mangiare più fibra, non che la farina bianca è un veleno. Ecco, quindi occorre che questa cosa qua venga gestita, perché poi si creano veramente delle opportunità per pochi a discapito dei più, di chi lavora onestamente. Quindi anche lo stesso miglioramento genetico, adesso quando io dico anche a amici che sono mi occupo di genetico, sul genetico, cosa fai, gli OGM eccetera, quindi c'è un'immagine veramente negativa sull'innovazione che dobbiamo noi nel nostro comparto rimuovere, oppure riportare a una verità scientifica corretta, perché se no si crea veramente un danno e un'anomea di cose che poi non hanno modo di essere. E quindi va benissimo tutto, ma consideriamo quelle che sono le nicchie e quelle che consideriamo invece sono i grandi numeri di cui poi il nostro paese ha bisogno, su cui puntare, su cui poi
che portano filiera, redditività per tutto l'indotto agricolo reale, vero, non per gli opportunisti dell'ultimo momento. Io vi faccio vedere solo un esempio. Qui sul scaffale supermercato c'è, non so se riuscite a vedere, c'è la pasta normale e la pasta di Camut, che è un bel esempio, però c'è la differenza di prezzo del 356%, quindi vedete che, voglio dire, anche i valori, no, che possono essere messi in campo per avere un qualcosa di emozionale, di fatto bene, eccetera, ci sono, per cui uno degli aspetti importanti è, come si diceva prima anche il professor Blandino, no? Cioè tutto quello che facciamo per definire la tracciabilità, il stare a regole, guardare i contenuti, diciamo, sanitari, deve avere un costo, perché solamente chi fa il Camut, che ha un beneficio, diciamo, equivalente alla pasta normale, deve avere un incremento di produzione e un grande mercato, e non chi fa la pasta convenzionale, fatta bene, tracciata, con pochi contaminanti, non può avere un prezzo, diciamo, più elevato a livello di consumatore, che poi si ripercuote per tutti i componenti della filiera. Cioè, onestamente la pasta che costa 0,59, mezzo chilo di pasta, facciamo una domanda se poi è in grado di sostenere questo prezzo tutti gli sforzi che diamo tutti per scontati che si devono fare. Noi come società spendere in ricerca per fare le varietà che hanno meno micotossina, hanno meno sparagina, sfruttano meglio l'azotto. Le aziende agricole ormai quei costi sono ovviamente anche loro con l'acqua alla gola, eccetera. Quindi c'è un grande spazio, a mio avviso, per poter aumentare il valore per tutti, e il consumatore deve fare uno sforzo, deve riconoscere questo aspetto qui, perché se sul mercato esistono queste differenze, che sono differenze che si riscontrano solo nei beni di lusso. Faccio l'esempio, se una camicia Armani può costarmi 200 euro, se una camicia più o meno uguale ma non ho la scritta Armani, va bene, costa meno, magari è uguale, e lì ci sta, bene di lusso non serve a niente. Ma quando parliamo di agroalimentare, questo tipo di differenza veramente, insomma, fa un po' pensare, tenendo conto poi che l'Italia è il paese, ci guardavo ieri, che è il terzo paese per il numero di telefonini, quindi vuol dire che sostanzialmente c'è il margine per poter aumentare un qualcosa il prezzo della pasta o dei beni, diciamo, trasformati, dei cereali, anche perché, ripeto, l'85% degli italiani ha un telefonino, e un telefonino meno di 200 euro, adesso non so, ce ne sono anche da meno, non costa, quindi vuol dire che, insomma, lo spazio per poter pagare in qualche modo il discorso di una maggiore attenzione a quello che mangiamo, ma correttamente da un punto di vista scientifico, c'è. Dobbiamo solo coglierla. L'unica cosa è che dobbiamo anche cogliere questi aspetti legati agli discorsi emozionali, cioè noi dobbiamo essere noi a imparare a comunicare, noi della filiera, che ci sono delle opportunità importanti, che la filiera, la tracciabilità, l'attenzione che poniamo nelle nostre culture non è solamente un qualcosa legato ai grani antichi o alla cura delle celiachie, l'OGM, eccetera, ma è un qualcosa che, appunto, che si fa normalmente in campagna e che gli agricoltori sono tutti impegnati, così come tutti gli attori, a ottimizzare, senza ricorrere, diciamo, degli aspetti emozionali che fanno tanta presa ma che non sono veri. Io dico solo che l'innovazione, grazie all'innovazione che abbiamo avuto in questi anni, si sono potuti produrre delle porzioni, 32 miliardi di porzioni di pane e diciamo 64 porzioni per ogni abitante dell'Unione Europea, per cui vuol dire che noi ci siamo arrivati come Europa ad avere una stabilità in quello che riguarda, diciamo, la disponibilità di cibo, che ci ha permesso adesso effettivamente di guardare oltre, quindi è corretto guardare l'aspetto diciamo fitosanitario, l'aspetto sanitario, l'aspetto sostenibile, però è grazie all'innovazione, è grazie alla produttività che possiamo parlare di queste cose, quindi dobbiamo sempre tenere il focus anche su questi aspetti. Velocemente le varietà per le filiere della Syngenta, cosa noi abbiamo messo a punto ultimamente per quel che riguarda le filiere. Io volevo presentarvi molto velocemente questi 4 prodotti che poi in questa zona sono stati oggetto, diciamo, di numerose verifiche di campo.
il Capitano, il Siliam e lo Starlord, che sono 3 frumenti teneri ad attitudine diversa. Il Capitano è un frumento biscottiero panificabile, l'Iam è il frumento biscottiero per eccellenza, lo Starlord è un frumento di forza. E un piccolo punto sul discorso Amarcord, che è il frumento duro che stiamo lanciando proprio quest'anno per le zone, per queste zone, che ha degli aspetti estremamente interessanti perché riguarda le esigenze della filiera. Ecco, il Capitano è una varietà abbastanza tardiva, anche in questo caso vedete ha delle risposte estremamente interessanti per quel che riguarda la stabilità produttiva in ogni annata e in ogni suolo, ha i parametri agrografici che sono molto stabili, diciamo vicini ai biscottieri o ai frumenti panificabili, e qui in funzione di come gestiamo la dotazione possiamo ottenere un frumento biscottiero o un panificabile, e anche in questo caso abbiamo risultati preliminari di un basso livello di asparagine, che è una delle esigenze appunto che soprattutto la filiera dei biscottieri può avere. Ecco, ovviamente sono risultati preliminari che andranno confermati. Come vedete ha una produttività sicuramente buona a livello, diciamo, dei migliori varietà per quel che riguarda la resa. Quello che è importante è la stabilità produttiva, cioè il Capitano riesce anno dopo anno a mantenere la sua la stabilità produttiva. Vedete che il livello di proteine sicuramente non è il suo punto di eccellenza, ma parliamo appunto di frumenti biscottieri, quindi il livello proteico deve necessariamente essere ridotto. Mentre per l'IAM è credo un frumento che sta riscuotendo estremamente grande interesse per quello che riguarda appunto la produzione dei frumenti biscottieri, perché è un frumento assolutamente molto produttivo. Anche qui nella selezione che abbiamo operato era il discorso di noi possiamo produrre, fare tutto quello che vogliamo per un profilo qualitativo giusto, ma la produzione non va discussa, per cui è una pianta assolutamente molto produttiva, alta produttività, tollerante alle patologie fungine, con un profilo, diciamo, da biscottiero praticamente perfetto, il W molto stabile, intorno ai 100-115, un PSUL molto basso, e anche in questo caso ha un basso livello di asparagine, quindi potrebbe essere interessante appunto l'inserimento di questo prodotto dove ci fossero appunto problematiche, oppure nei blend dove, diciamo, questa cosa potrebbe assumere un argomento importante per tenere basso il livello appunto delle acrilamidi sul prodotto finito. Quello che vi posso dire è una varietà che risponde molto bene agli input, quindi più azoto gli diamo e più, diciamo, fino a un certo punto la pianta risponde, quindi si presta nelle situazioni fertili con gli agricoltori che investono e riescono a ottenere delle rese, vedete, molto al di sopra di quelli che sono ovviamente altri standard di riferimento. Quello che è importante, qui vi faccio vedere la stabilità dei parametri molitorici, che sono molto, qua vedete analisi fatte in diversi ambienti, dove vedete dove il W vedete è molto stabile, così come il PSUL è basso, così come la stabilità, diciamo, dell'impasto, vedete, tipica dei biscottieri, e così come l'assorbimento di acqua. Questi sono parametri molitori che però sono importanti perché sono quelli, scusate, che fanno apprezzare proprio da tutta la filiera, quindi dai molini e dalle industrie biscottiere, una varietà come appunto Siliam. In campo credo che molti di voi l'hanno visto nelle prove demo eccetera, si presenta come una pianta estremamente molto bella anche da vedere in campo. Un cenno sullo Starlord, che è la nostra varietà di forza, anche in questo caso è una varietà con una buona produttività, molto più ad esempio dei frumenti di forza classici che conosciamo, Bologna Rebelde, tanto per intenderci. Il W è assolutamente coerente con quello che riguarda la richiesta dell'industria molitoria, il PSUL è basso, questa è una varietà assolutamente con una grande stabilità e un'ottima risposta agli input azotati, vedete in questo caso abbiamo una buona risposta anche per quello che riguarda le proteine. Ovviamente per avere le proteine adeguate dobbiamo gestire la nutrizione azotata, in particolare nell'ultima fase del ciclo,
in maniera importante, per cui vedete che siamo diciamo, al di sopra un 10% in più del Bologna, ecco, e comunque siamo a livello di frumenti panificabili come produttività, quindi un frumento di forza che ha le caratteristiche diciamo di forza, ma ha una produttività molto elevata, sempre nell'ottica appunto di quella richiesta di non derogare alla produttività rispetto alle caratteristiche qualitative. Questo è come appare in campo e queste sono le caratteristiche monitorie, vedete, tipiche dei frumenti di forza, quindi il V doppio molto alto, P su L che rimane al di sotto dell'1 nella maggior parte dei casi e una stabilità dell'impasto superiore ai 20 minuti. Due parole sulla Marcord e poi ho concluso. Il frumento duro, questo frumento duro vedete ha tantissime caratteristiche proprio tipiche per questi ambienti, per gli ambienti del nord e per, gli ambienti e per i contesti della filiera, perché è un frumento molto produttivo prima di tutto e poi per questi elementi, per questi ambienti una buonissima, sottolineo, una buonissima tolleranza alla fusariosi e l'accumulo di micotossine, che è una condizione sine qua non. Quest'anno le micotossine non ce ne sono, quindi non sarà un problema, nessuno si strapperà le vesti perché ha troppe micotossine, quindi gestiremo tutto. Poi magari l'anno prossimo di nuovo piove sotto la fioritura eccetera, di nuovo le micotossine diventeranno di nuovo il problema da gestire, dobbiamo fare le varietà, dobbiamo stare attenti eccetera. Allora bisogna cautelarsi su questa cosa, sapere che è un problema ricorrente, che bene o male su questi ambienti è un must da gestire. A Marcord permette appunto di avere questo tipo di caratteristiche importanti, ovviamente come legato anche all'ottima produttività e alla stabilità diciamo della resa in tutti gli ambienti. E vedete che c'è molto verde, l'unica cosa appunto per non essere un grande prodotto qualitativo è il livello di vittorosità e la tolleranza alla settoria, che è media, che vuol dire comunque che è tollerante a tutte le patologie fungine, ma ovviamente gestita laddove si crea il problema della settoria con ovviamente dei trattamenti fungicidi. Ha un'ottima, ecco, queste sono un po' le cose più importanti che sottolineo per quel che riguarda Marcord, che ha un ottimo bilancio resa-qualità, ottimo peso etolitico, fa sempre il peso etolitico anche quando la stagione chiude male. Quest'anno abbiamo dei dati che confermano chiude male nel senso che è molto secco, quindi il riempimento della granella diventa difficile, un'ottima tolleranza alla fusariosi e un buon accumulo di proteine sicuramente laddove abbiamo anche una gestione buona. Il futuro dei cereali, io quello che vi dico è sostanzialmente, lo avevo già ripetuto diciamo, in precedenti sessioni, quelle che noi vediamo come due orizzonti su cui la cerealicoltura dovrà, per rispondere alle esigenze sia della filiera ma anche dell'aumentata richiesta di derrate. Uno dei traguardi che come Syngenta vediamo più importanti è l'ibridizzazione e il precision breeding, ovvero sia delle tecniche che consentono di esplorare diciamo, molte più varietà, molte più candidate rispetto al passato. Quindi vuol dire che in una selezione genetica dove io valuto 200.000 varietà per portarne una in iscrizione, avrò dei sistemi informatici molto diciamo, sofisticati dove mi consentiranno di triplicare o quadruplicare le varietà che io posso esplorare per arrivare a quella varietà in commercio. Quindi vuol dire che avrò una base genetica su cui scegliere molto più elevata. Un cenno sugli ibridi. Certo, ecco, io voglio far vedere che per la prima volta quest'anno abbiamo gli ibridi CSM del frumento tenero, ovvero sia ibridi non gestiti con la chemiosterilizzazione, e dove a Ravenna, non so se riuscite a leggere i numeri, abbiamo questo tipo di rese, abbiamo 112, cioè questi sono i candidati, ancora materiale da scremare, però vedete che a Ravenna, che non è un ambiente diciamo esagerato, siamo sempre nella gran parte dei candidati sopra i 100 quintali, 112 eccetera, quindi siamo sicuramente in una situazione promettente per questa tipologia di innovazione, ovviamente dove stiamo poi attenti a tutti gli aspetti legati poi alla sostenibilità e alle esigenze della filiera anche in questo caso.
Chiuderei, chiedo scusa se ho esagerato un po' coi tempi, queste sono un po' le innovazioni che vi ho presentato prima. Il predictive breeding permette di esplorare una grande quantità di genetica ed è possibile solamente, diciamo, in società importanti che lavorano a livello globale, perché il numero dei data point non arriva solo dall'Emilia Romagna o da Foggia, arriva, diciamo, da tutti gli ambienti di coltivazione, il frumento del frumento d'oro, grazie appunto alle piattaforme di ricerca Syngenta, che sono piattaforme globali. Vi ringrazio e poi approfondiremo quel che volete, anche per le domande.